Mister Russo, benvenuto a Montebello Vicentino. Il San Precario sembrava una vittima sacrificale sulla carta e invece ha messo in grosse difficoltà la Leonicena. Da dove è partita tutta questa voglia di vincere? Beh, diciamo che i ragazzi ci hanno messo la grinta giusta, è stata una partita vincente e nonostante insomma, il Leonicena sia una squadra di livello e ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a tenere il risultato in bilico quasi fino alla fine, negli ultimi 5 minuti, e credo che i ragazzi ci abbiano messo la grinta, la concentrazione giusta per la grande parte del match e diciamo, sono sicuramente orgogliosi insomma, della prestazione che hanno fatto. Il San Precario inizia un nuovo campionato, è un mese che fa delle ottime prestazioni, mancano 4 partite. Cosa si può fare? Beh, sicuramente tenteremo di rubare più punti possibile alle squadre che ci staranno davanti. Affrontiamo tutte formazioni appunto, che sono davanti a noi in classifica, cercheremo di applicarci come abbiamo fatto oggi e ripeto, cerchiamo di rubare qualche punto, questo è sicuramente l'obiettivo che abbiamo per le prossime 4 partite. Che cosa ne pensi del Leonicena, anche se stasera dobbiamo confessarti che era un po' spuntato, ma ha giocato molto male? Beh, è evidente che c'è un'organizzazione di gioco ben delineata e credo che si possa prendere, ecco, ad esempio come sviluppo di gioco e soprattutto anche la gestione delle palle inattive. Ecco. Il San Precario come applicazione di sport e di sociale. Riuscite a creare un connubio vincente. Come si fa? Beh, ci vuole tanta passione e poi ci vuole tanto lavoro nascosto. Ci sono tante persone che girano attorno alla polisportiva San Precario, molte delle quali oggi non erano qui, ma che sono un aiuto costante sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda la gestione della polisportiva e poi di tutti gli eventi che la circondano, insomma. Mister Tragnago, partiamo dall'infermeria. Olsi Veglia in panchina in tuta. Lighezzolo squalificato. Mizzon con una costola a pezzi. La vittoria è arrivata, però una pessima prestazione della squadra. Sì, stasera sono deluso dalle prestazioni dei miei perché è vero che avevamo 2 persone che di solito sono nel quintetto base che assenti o comunque Veglia oggi era in panchina ma non volevo rischiarlo per non compromettere il resto della stagione, però mi aspetto molto di più dagli altri ragazzi e stasera sono entrati decisamente molli. Il San Precario, sono sincero, ci metteva il doppio della nostra grinta, lottava su ogni pallone e tutti i contrasti li vinceva, era più fame di noi e questo non va bene se vogliamo portare a termine questa stagione. Un ottimo intervento di Zangani in controtempo ha salvato la partita. Finalmente però si sono visti anche i gol su palla inattiva. Sì, ecco, l'unica nota positiva è che quello che è da inizio anno potremmo provare ogni tanto funziona. Oggi è venuto fuori un bel schema scalcio di punizione e abbiamo fatto un bel gol. Zangani, sì, lo conosciamo tutti, è un portiere sicuramente di categoria superiore e quando c'è da dare il suo contributo risponde sempre presente, poco da fare. Adesso inizia un altro campionato, la Coppa, si va a Bonavicina e poi l'Antenore. Sì. Da qua alla fine adesso abbiamo 5 finali, saranno durissime, dobbiamo vivere partita dopo partita, però sono fiducioso perché recuperiamo gli infortunati, saremo al completo e sicuramente venderemo cara pelle ad ogni partita. Un'altra vittoria a Montebello. La Leonicena non ha mai perso in casa. Fa paura questo palazzetto? Diciamo noi il palazzetto di Montebello è il nostro fortino. Quando gli avversari vengono qua devono fare i conti con la nostra voglia di tenere imbattuto il nostro campo e quindi è un vantaggio da sfruttare.